un tizio una mattina si sveglia, va al bagno a fare pipì, si guarda sotto e si accorge che c'è tutte macchioline rosse sul pisello. Gli prende subito un colpo, che fa? Si veste al volo e va dal dermatologo. Come va? Gli fa, dottore, guardi un po' che mi è successo. Tira fuori starnese e il dottore lo piglia, comincia a guardare, osserva bene tutte queste macchiette, a un certo punto fa così, guarda bene. Gli dà una riccatina e fa, stia tranquillo, non è nulla. Allora le fa, ma è sicuro dottore? Sì, guardi, stia tranquillo. Questo grazie, si riveste, quant'è? Gli fa, no, niente, vada pure. Questo via se ne va. Mo passa una settimanella, sto ragazzo si sveglia, un'altra volta va a fare pipì e c'è sempre queste macchioline, però stavolta sono marroni. Ritorna subito al volo al dottore e fa, dottore, si ricorda quelle macchioline? Guardi, mo sono marroni. E il dottore riprende un'altra volta il pisello, glielo guarda bene, fa così, se la controlla bene. Stia tranquillo, non è niente. Fai sicuro? Sì, sì, non è niente. Grazie, dottore. Se ne sta a pannare, fa un attimo però, gli fa, sono 200 euro. Fa, ma come, dottore? L'altra volta gratis, perché stavolta 200 euro? Perché l'altra volta erano macchie di rossetto, stavolta è merda.